Un sogno che si avvera, penso per qualunque bambino oristanese che sente la Sartiglia in modo particolare, sia una cosa bellissima. È un percorso molto lungo che si fa con il cavallo fino a raggiungere una fiducia quasi totale. Questo cavallo è tuo, rispetto ad altri magari che lo portano c'è una differenza. Beh, sicuramente c'è maggiore conoscenza del carattere dell'animale. Io con lei ho già fatto 3 Sartiglie, quindi sulla carta diciamo dovrei essere avvantaggiato e so come si comporta, come si è sempre comportata. Speriamo che faccia lo stesso anche quest'anno. Poi gli animali sono sempre strani, però speriamo bene. Percorrendo in questi giorni il percorso di Via Duomo ci sono delle tribune altissime. Molte di queste persone aspettano che tu le benedica. Che significato ha per te questa cosa? Eh, Quello che mi hanno detto i miei amici che hanno fatto il capocorsa prima di me è appunto che è una sensazione molto particolare, perché vedi proprio la gente che si aspetta questa benedizione, è anche una cosa un po' strana, perché ovviamente non capita tutti i giorni. Io penso che comunque cercherò di godermi ogni istante di quel giorno e non faccio grandi programmi. Man mano che si susseguiranno le situazioni, le sensazioni, cercherò di viverle al meglio. Quali sono i tuoi auspici per Oristano? Vista anche la situazione che sta vivendo la città o la Sardegna in generale, visto che comunque USAVP e Maio è un auspicio, qual è il tuo auspicio? Beh, il mio non può che essere un augurio di ripresa, diciamo, visto che comunque Oristano, la Sardegna in generale, un po' tutta l'andamento generale non è dei più felici. Speriamo che sia una Sartiglia che porti fortuna a tutti.